Via Feltre e i suoi tigli, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso proposto da Italia Nostra contro il Comune di Belluno per la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR per il Veneto. Gli elementi emersi evidenziano la necessità di un approfondimento delle questioni, in particolare sotto i profili della completezza e congruità dell'istruttoria e della coerenza delle determinazioni assunte e delle soluzioni progettuali approvate anche nell'interesse delle future generazioni. Siamo solo ad una tappa del nostro percorso e quindi andiamo avanti e intanto siamo contenti che l'articolo 9 della Costituzione sia stato finalmente preso in considerazione e rispettato. Il Consiglio di Stato accoglie dunque l'appello verso l'ordinanza del TAR e l'istanza di sospensione cautelare formulata in primo grado, disponendo la restituzione del fascicolo al TAR per la fissazione dell'udienza pubblica di merito. Da Palazzo Rosso il sindaco Oscar De Pellegrin risponde dicendo: prendiamo atto con rispetto della decisione del Consiglio di Stato e attendiamo che il TAR del Veneto si esprima nel merito una volta fissata l'udienza. La sospensione riguarda la deliberazione di giunta del 5 marzo 2026 relativa all'approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione urbana di Via Feltre tra Piazzale Marconi e Via dei Dendrofori. Possono dunque invece proseguire i lavori preliminari per il rifacimento dei sottoservizi, in quanto si tratta di un intervento distinto non ricompreso nel provvedimento oggetto della richiesta cautelare.